Ormai tutto pronto per la settima corsa dopo le bizze di Brabus Rocket, che alla fine è stato girato alla dritta. Premio ippeterapia con Anfas. Sono cavalli di 3 anni, non vincitori di 4.000 euro in carriera. 1 Barcellona, Andrea Vitagliano. 2 Belen Bye Bye, Vincenzo Piscoglio. 3 Black di Venere, Giorgio Cassani. 4 Butetual, Roberto Vecchione. 5 Beethoven Griff, Francesco Virzì. 6 Brabus Rocket, Cesare Ferranti. Seconda fila 7 Belgic Best, Gianvito D'Ambroso. 8 Burraschellele, Salvatore Valentino. 9 Blues degli Ulivi, Tommaso Gambino. 10 Bumpit of West, Antonio Greppi. 11 Baghira LZ, Vincenzo Gallo. Curiosità: nessuno di questi cavalli ha mai vinto, pur non essendo una corsa Maiden. Per chi vincerà stasera sarà la prima volta. Veloce Black di Venere al pari di Butetual. Attacca l'allievo di Roberto Vecchione e sembra sul punto di poter passare Numero 2 all'esterno anche Belen Bye Bye Beethoven squalificato. Griff. L'errore di Belen Bye Bye, l'errore anche di Black di Venere sulla curva, l'errore anche di Numero Blues 3 degli Ulivi. Black di Venere squalificato. Filtra il numero 10 Numero di 9 Blues degli Ulivi Bandit of squalificato. West in terza posizione davanti a Barcellona. Tanto arriviamo al paletto dei 400 con in vantaggio il figlio di Gambling B, che li percorre in 29,7. Quindi Roberto Vecchione al comando su Beethoven Griff, Bambit of West, poi Barcellona, Belgic Best, il Sauro Belgic Best in quinta posizione, 600 metri in 46,2. Passaggio davanti alle tribune, tutti abbastanza sgranati dietro al battistrada Butetual. Davanti a Beethoven Griff, avanza all'esterno Belgic Best, ma trova l'anticipo di Antonio Greppi con Bandit of West che esce al largo. Il giro in 1-2-2. Vediamo all'esterno anche Baghire LZ. Cavalli sulla penultima curva con in vantaggio Butetual. Seconda posizione alla corda per Beethoven Griff su Barcellona. All'esterno Bandit of West con in schiena Belgic Best. Curva passata in 15,9, chilometro in 1,18,1. Ora Antonio Greppi fa sul serio, va all'attacco col figlio di Leben RL, sembra sul punto di poter passare, la sua schiena è presa da Beethoven Griff, poi ancora anche Belgic Best, mentre sembra leggermente in cedimento Butetual. È passato in vantaggio Bandit of West e prende vantaggio su Butetual, all'esterno Beethoven Griff, poi vicino anche Belgic Best che accenna la terza ruota, ultima curva passata in 14,8, retta d'arrivo nettamente in vantaggio. Bandit of West che viene a vincere la sua prima corsa in carriera con Antonio Greppi, mentre la lotta per il secondo posto vede infine prevalere forse Belgic Best, ma è molto stretta. La vittoria comunque per Bandit of West, Antonio Greppi, colori di Franco Tonelli, il lavoro dietro le quinte di Susanne West, il figlio di Leben RL Nitro of West. Dopo percorso all'esterno è passato ai 400 finali e vince nettamente. Rivediamo la lotta per il secondo posto, che è molto stretta. Abbiamo visto all'esterno il Sauro Belgic Best, scusate. Vediamo, ma all'interno c'è anche Butetual. Comunque Butetual e Belgic Best in foto per il secondo posto. La quota in chiusura per Bandit of West 2,85.